Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Ed eccoci qua, prima puntata settimanale di Auto da Fè, come mettere insieme Elia Scanetti con Fabio Amendolara. Una missione impossibile, ma che questa mattina invece realizziamo come sempre in questa rubrica. Io ringrazio appunto il nostro ospite di stamani, chi ha guardato la pagina Facebook della radio sa già di chi sto parlando di Fabio Amendolara, che ho il piacere di riavere personalmente in conversazione dopo tantissimi anni che ci conosciamo. Grazie Fabio innanzitutto per essere qui questa mattina. Fabio Amendolara è un cronista di cronaca nera e di giudiziaria, ma non solo, si occupa di inchieste per La Verità e Panorama. Credo che dal punto di vista della cronaca giudiziaria sia uno dei cronisti più brillanti e, per quanto mi concerne, dopo tanti anni di rassegna stampa, più utili da leggere sicuramente sempre. Ma non ho bisogno di farti io i complimenti, che non sono complimenti ma apprezzamenti reali, Fabio, perché leggendo i tuoi pezzi si riescono a capire, a mettere insieme tanti aspetti di vicende delle quali anche si parla in maniera diffusa. Stamattina, per esempio, parliamo della vicenda di Garlasco, ma non tanto per quanto riguarda gli sviluppi ultimi, le cose, le polemiche, ma proprio nell'ottica, credo, con cui l'hai affrontata anche tu, cioè in un'ottica, mi viene da dire, di sistema, no? Perché questa vicenda racconta tante cose del sistema giudiziario, del sistema delle indagini in Italia e anche del sistema dell'informazione, tutte insieme. Ed è questo, credo, che al di là dei singoli aspetti attiri anche l'interesse del cittadino comune. Questa vicenda è diventata un po' una cartina di tornasole di concetti altisonanti, roboanti, spesso mistificati come verità, giustizia, informazione, no? Fabio, da dove vogliamo iniziare? Da quale di questi aspetti? Direi che possiamo cominciare da dove ci eravamo lasciati, perché l'ultima volta che mi hai intervistato ci occupavamo dell'inchiesta di Catanzaro sulle toghe lucane. Era un altro grande cortocircuito all'interno della magistratura e per certi versi ricorda anche un po' quello che sta accadendo adesso, diciamo, tra Brescia e Pavia. Ecco, fammi fare una piccola deviazione, ne approfitto, no? Perché sono passati tanti anni. Quella là che doveva essere un'inchiesta che avrebbe dovuto svelare anche i punti malati del sistema giudiziario, del sistema politico, di un certo sistema anche di rapporti di interessi su scala locale, che trasportati a Garlasco sono la stessa roba, no? Anche a Garlasco viene fuori un grumo di interessi che mettono le mani sulla società, sugli appalti, sulla politica, sul tribunale e via dicendo. Là forse c'era ancora di più, però fammi dire, Fabio, com'è finita quella storia? È finita in nulla, non si è disvelato nulla, abbiamo capito poco e soprattutto chi doveva pagare non ha pagato, chi non doveva pagare forse ha pagato. È finita nel nulla e c'è stato tanto inquinamento esterno anche da parte della stampa. Però era anche un'Italia un po' diversa e la magistratura aveva un peso differente, una credibilità completamente diversa e c'erano dei cortocircuiti a livello di relazioni con la stampa che oggi non ci sono più. Anche la stampa, quella diciamo così, che inseguiva i PM e che si trasformava in un megafono delle procure, oggi diciamo ha un ruolo completamente diverso. Quindi lo scenario è cambiato. Al di là degli aspetti diciamo penali di quella vicenda dell'epoca, però qualcosa ci ha comunque lasciato. Si è riusciti a come dire, a mappare una sorta di conflitti, di relazioni troppo corte che c'erano all'interno dei tribunali e delle procure verso l'esterno e che, come dicevi tu, erano anche politici, perché ricordiamolo, dopo Toghe Lucane, un'inchiesta a quella collegata portò alla perquisizione da parte della procura di Salerno dei magistrati di Catanzaro
E poi accadde anche il contrario, cioè fuori competenza territoriale e funzionale, i magistrati di Catanzaro indagarono su quelli di Salerno. Ci fu un vero scontro Che sembra incredibile tra Brescia-Pavia poteri. adesso, no? Qua su Garlasco. Sembra Brescia-Pavia al contrario, però, perché in quel Infatti. caso, mentre Brescia è titolata a indagare su Pavia, il contrario sarebbe una follia. E in quel caso lì, mentre Salerno indagava su Catanzaro ed era, diciamo, la norma, poi si era avviato anche il contrario, quindi anche Catanzaro indagava su Salerno. Ci fu uno scontro parallelo anche politico che portò poi a un intervento duro da parte del Presidente della Repubblica, che era Giorgio Napolitano all'epoca, e finì a Tarallucci e Vino, proprio forse perché finì in politica, probabilmente con qualche accordo che non conosciamo. Ora lo scenario è un po' diverso, Sì. però quello che ci ha raccontato quell'inchiesta, un po' la nuova indagine lo ricorda. Non è un caso che il buon avvocato Lovati abbia inteso raccontarla, diciamo, in modo un po' semplicistico, come l'indagine su Sempio, un rompighiaccio, e lo è. In realtà però non è, diciamo, non la possiamo ridurre a semplice scontro tra toghe. Lì a Pavia c'era un tappo che teneva sotto una cappa un'intera provincia, una città, un capoluogo che questo ce lo raccontano delle indagini già di Pavia, una parte poi trasferita a Brescia, fatta di relazioni tra investigatori, magistrati, accordi con imprenditori e quant'altro, che ha, come dire, imperversato in quel territorio per un sacco di tempo. Ecco, c'è un lato business anche molto forte, no? E di collegamento con la business. politica, no? Assolutamente. Interessi materiali di business. fronte ai quali i 20-30 euro del papà di Sempio scompaiono nel nulla sostanzialmente, no? Ma al di là che, diciamo, io un gruppo di corruttori o un corruttore organizzato in quel modo non l'avevo mai visto. Di Che si solito il tiene i corruttore che cosa fa? bigliettini a anni di Si conserva il distanza. bigliettino, parla a telefono tranquillamente, dice dobbiamo pagare quei signori lì con una certa disinvoltura, dà del tuo ai carabinieri, e i presunti, diciamo, uomini di collegamento questa è almeno l'ipotesi della Procura di Brescia. A me sembrano in realtà più dei concussi questi esempio. Perché dico questo? Perché, diciamo, di solito il concusso poi una prova per ricordare a chi poi lo ha aiutato e si è fatto pagare, se la conserva. Mi sembrano delle persone alle quali è stata messa una gran paura e che poi hanno cominciato subito siccome qualcuno gli ha prospettato anche una soluzione, hanno cercato subito di raggranellare i soldi che servivano. Ma questo me lo fa pensare anche un altro circuito che riguarda sempre Pavia. Non so se avete mai sentito le interviste televisive di tale Marchesi, che da ragazzo era un amico di Max Pezzali degli 883, e a lui Pezzali dedica anche una canzone. Poi i due si dividono, Marchesi ha una vita da imprenditore nel settore agricolo e forestale, poi a un certo punto finisce in un sacco di inchieste per evasione fiscale, piccoli reati che però gli costano una detenzione. E lui in TV racconta, dice, questi carabinieri qui li conoscevo tutti, a parte che ci andavo insieme al casino, ma questo è, diciamo, un aspetto più folcloristico forse. Però dice, venivano nella mia azienda e mi dicevano, ma tu produci proprio un buon vino. Ecco, ora, se fosse stato il contrario, cioè se Marchesi avesse avuto bisogno di corrompere un funzionario pubblico, un pubblico ufficiale, e partiva da lui, dice, sai, ti regalo del buon vino. E invece no, andavano lì e gli dicevano, produce un buon vino. Lui capiva subito e quindi
si vedeva costretto a regalare il vino, a tosare l'erba a casa di questi personaggi, a regalargli la legna da ardere, eccetera. E poi magari è capitato con l'imprenditore, il costruttore, che magari gli dava l'abbiamo visto nell'inchiesta Clean, dava Sì. l'ufficio a Pappalardo anche dopo la pensione. Poi Ecco, tu ti sei il sistema. occupato dettagliatamente, no, Fabio, di questa che hanno chiamato la squadretta degli investigatori guidata dall'ex procuratore Venditti, il quale mi sembra abbia anche molto esorbitato rispetto ai suoi ruoli, rispetto al procuratore capo. Insomma, era lui il dominus di fatto della procura e aveva questa bella squadretta di personaggi. Tu hai documentato ampiamente le gesta di costoro. Però giustamente c'è anche un aspetto di sistema, no? Perché non si limita, la squadretta agiva in un contesto di favori, coinvolgimenti, corruzione molto più ampio, no? Che cosa ti ha impressionato di più di tutto questo modus operandi e che cosa ti è sembrato più innovativo rispetto a cose di cui già ti eri occupato? Allora, quello che ci raccontano queste 2 indagini Clean, che poi diciamo sono in parte trasmesse a Brescia, e diciamo questo Cioè, potremmo dire, meccanismo. scusa Fabio, e non per interromperti, ma proprio per capire meglio anche, potremmo dire che Clean 1 e 2 è la vera questione e la riapertura dell'indagine su Sempio è un cascame. Perdonami la parola, non è corretta, è sballata, No, è no, è poco un pezzo, elegante. è un pezzo di quel racconto, di quella narrazione, perché insieme a l'indagine su Sempio, che forse è quella diventata più mediatica, però ci sono altre inchieste, c'è quella in cui finì il governatore Fontana, e ce ne sono altre, una su Quella sul Policlinico San un'azienda Matteo, no? farmaceutica, quella su San Matteo, ma ce n'è una anche su un'azienda farmaceutica. Poi qua e là ne spuntano ancora altre. Ho letto di un'intervista a 2 imprenditori di Cuneo sulla stampa, che raccontavano anche loro di essere rimasti tritati da questo meccanismo. Quello che mi ha colpito in modo particolare, perché l'abbiamo soprannominata la squadretta di sbirri? Perché Sì. questi qui si muovevano proprio come ci hanno ricordato molto quei film polizieschi degli anni '90, dove i poliziotti americani poi condividono tutto con il collega, si vedono anche oltre l'orario di lavoro, ma non solo per la classica birra. Poi anche lo slang utilizzato, i modi di fare, porto il punteruolo per bucare le gomme all'auto della ex fidanzata del mio ex capo, cioè c'era un legame così stretto che andava oltre la A divisa. Napoleone lo ammazzo addirittura. A Napoleone sì, sì, quando va in pensione vado ai giardinetti e poi se lo trovo lo uccido. Questo al di là dello slang, però c'era una saldatura così forte tra questi personaggi che ci ha colpito particolarmente. Dove si andava oltre il grado, oltre l'arma, oltre la scala Mm. gerarchica. Questo è stato veramente sorprendente, perché sappiamo quanto peso ha all'interno dell'Arma dei Carabinieri un grado e un'anzianità di servizio. Invece ci ritroviamo un verbale di un luogotenente ormai all'apice della carriera, che quando va in pensione il comandante dell'aliquota dei Carabinieri lì in procura, che poi è quel Silvio Sapone di cui si sta Sì. occupando anche Brescia, perché era coordinatore delle indagini su Sempio nel 2017. Quando va in pensione Sapone, che poi trattengono in procura come VPO, diventa un vice procuratore onorario perché non potevano proprio farlo andare via, chi gli subentra racconta poi agli inquirenti che a un certo punto appena si insedia, viene chiamato dal procuratore Venditti, e nel suo ufficio Venditti gli avrebbe detto che vuoi fare? Vuoi togliere la scrivania a Sapone? Mi raccomando, lascia tutto così com'è. E questo poveretto a un certo punto dice ma io in realtà non sono mai riuscito, pur avendo il ruolo, non sono mai riuscito di fatto realmente a comandare l'aliquota dei carabinieri. Quindi lo tenevano al di fuori, c'erano informative che non mi facevano leggere. E questo, per chi conosce un po' le dinamiche dell'arma, è veramente fa rabbrividire.
Ecco Fabio, che cosa c'entra tutto questo quadro allora con facciamo un passo indietro, tu l'hai scandita bene questa storia anche nel tuo racconto, no, c'è una prima fase di questa vicenda che riguarda i fatti a caldo, dopo l'omicidio di Chiara Poggi, quindi la pista Stasi, che viene imboccata con forte decisione, alla fine lasciando perdere le altre. E lì Stasi doveva essere il colpevole, mettiamola così. Cosa c'entra questa questione? Stasi deve essere per forza il colpevole con i fatti della squadretta e con la riapertura delle indagini. Sono tre momenti distinti, no? Com'è che si E io collegano? mi sono fatto quest'idea che, sin dall'inizio c'è stato un forte, condizionamento ambientale che ha riguardato le indagini, sempre per delle relazioni troppo corte. Fateci caso, allora prima indagine su Stasi, uhm, la il contesto è quello della Lomellina, quindi di Garlasco, di questa striscia, Sì. diciamo così, di territorio al confine, più estremo del pavese, dove si conoscono tutti, dove le famiglie, sono lì da generazioni, dove, i nonni parlavano tra di loro e poi i padri parlavano tra di loro e poi i ragazzi dell'età di Stasi e di Chiara Poggi, si conoscevano tutti, con un corpo estraneo però, che è proprio Stasi, coincidenza, perché, Mm. i genitori non erano del posto, quindi l'unico, diciamo, incidente, in quell'ambiente, in quel momento è proprio Stasi, mentre gli altri in qualche modo sono tutti Quindi in fammi connessione. dire una cosa orrenda, la dico male. Se tu tocchi Stasi, tieni il riparo tutto il resto. Questo è potrebbe essere una lettura. Potrebbe anche essere una lettura su un condizionamento da pregiudizio, perché il corpo estraneo magari ho un pregiudizio nei suoi confronti, o può essere anche più facilmente indagabile, o può la la lettura in questo momento è un po' difficile. Mm, Però, che cosa ci restituisce quell'ambiente? Ci mm. restituisce un ambiente di relazioni cortissime. Perché dico questo? Perché chi indagava all'epoca, in qualche modo poi lo abbiamo trovato in Ecco, ma connessione fammi capire, con. Fabio, secondo il tuo occhio di cronista esperto, quelle relazioni cortissime sono il motivo per cui si fecero tantissimi errori di indagine o, diciamo, sono voluti questi errori per preservare le relazioni cortissime? Allora, per risponderti a questa domanda devo usare una citazione del buon e compianto professor Francesco Bruno, che era un Sì. criminologo notissimo, lo ricorderete tutti. E Bruno diceva: "L'unica cosa certa che c'è in ogni fascicolo giudiziario è l'errore. Ora la difficoltà qual è? Capire se l'errore è voluto o se, Mm, diciamo ci sono cascati per sciatteria, incapacità o quant'altro. Ora questo è difficilissimo da capire in sì. questo momento e se ne sta occupando probabilmente Brescia, me lo auguro. Lì però che cosa emerge? Emerge che, ci sono delle relazioni cortissime, quindi, che ne so, il maresciallo Marchetto, che conoscerete tutti, che era il comandante della stazione di Di Garlasco, Garlasco. troviamo in un procedimento penale in cui poi è stato anche condannato, in una relazione che i giudici definiscono, sentimentale con la zia di Andrea Sempio, che è la zia che diciamo poi ha, contribuito maggiormente al, diciamo supporto del nipote durante Alla il periodo raccolta delle fondi, indagini, diciamo alla così, per la raccolta famiglia. fondi. È la maggiore contribuente. Nello stesso ambiente troviamo, il capitano Cassese, che anche tutti ricorderete era il comandante della compagnia di Vigevano, quello che nelle foto di Bugalalla, per capirci, Sì, si vede con la maglietta con la nera maglia che esce nera. con i guanti, dalla Quasi in culletta dei borghese corpi, praticamente. quasi in borghese. Quello lì invece lo troviamo nell'auto del marito di zia, Sempio, il giorno in cui salta fuori un GPS che Marchetto aveva fornito alla zia di Sempio per spiare il marito, Mh. del quale diciamo sosteneva, L'infedeltà. sospettava l'infedeltà. Coincidenza, proprio quel giorno mentre c'è Cassese in macchina salta fuori questo GPS.
E la denuncia, lo zio di Andrea Sempio, dove la fa per il ritrovamento del GPS? Non la fa alla stazione di Carlasco, dove comandava fino a poco tempo prima Marchetto, non la fa nella stazione dei carabinieri competente sul posto in cui viene ritrovato il GPS, la fa alla compagnia dei carabinieri di Vigevano direttamente. Quindi questo che cosa ci dimostra? Che c'è un coacervo di relazioni strettissime che noi riteniamo abbia influito in qualche modo sulle prime indagini. Questo già nel 2007, subito. Già subito. Le anomalie sono tantissime. Quindi fammi capire, Fabio, nel 2014, 16, 17, quando si riapre la seconda indagine su Sempio, si interviene per coprire le magagne della prima? Perché apparentemente si tratta di investigatori e di procuratori diversi, no? Sì, un conto è la Muscio, un conto è Venditti. Però c'è un contesto ambientale che forse che è sempre anche quello. peggiore, che è anche peggiore rispetto a quello di Carlasco. Fammi giusto concludere con un esempio, perché così il cittadino, chi ci ascolta, riesce a capire meglio perché parlo di condizionamento. Al di là dei verbali di cui tutti parlano di Andrea Sempio, dove non ci sono state le interruzioni, dove non viene dato atto si va a prendere il biglietto, mettiamo da parte questo. Ma con uno stile molto simile a quello che si usa nelle procure del sud più inquinate, cioè quando si vuole tappare la bocca non solo a un testimone, ma a un'intera città, che cosa si fa? Non c'è bisogno della lupara, non c'è bisogno di mandare un cattivone a far capire che bisogna mantenere il silenzio. Che cosa si fa? Lo si fa ufficialmente, con le carte in regola, e che un magistrato esperto, un carabiniere esperto, un investigatore esperto, che cosa fa? Prende uno a caso, un testimone a caso, e lo mette alla gogna, lo dà in pasto alla stampa, e diciamo così nessun altro si alzerà per dire io mi ricordo qualcosa di quello che è accaduto a Garlasco. Sì. Quindi Muschitta. È Muschitta. Muschitta racconta la sua versione, gli investigatori che cosa fanno? Non verificano la sua versione, la prendono subito per non buona, lui ritratta dopo una sospensione, dopodiché finisce a pubblico ludibrio. E ora mi spiego perché le Iene, quando fanno i servizi su Garlasco, sono tutti col volto coperto gli intervistati, tutti con la voce modificata, sembra un paese dell'Aspromonte, invece è Garlasco. È chiaro che nessuno vuole più parlare se il trattamento che si riserva ai testimoni. No, guarda che quella vicenda che tu hai toccato, questo di Muschitta, è inquietante, anche sempre da fuori. Io sto parlando in questo caso, non ho studiato le carte, da lettore puro, da cittadino normale. Quello va a dire delle cose precise, e le dice molto precise, perché dice di aver visto anche una persona, e qui veniamo anche a un'altra roba strana, a proposito di far tacere e di far chiudere la bocca. Lui dice: io ho visto una delle figlie dell'avvocato K, no? Punto, con un attrezzo in mano, andava in via e fa questa deposizione molto precisa. Dopodiché se la rimangia nel giro di pochissimo tempo davanti agli inquirenti alla polizia giudiziaria, e poi il giorno dopo col padre ribadisce: guarda che io ho detto la verità. E il padre dice: sì, l'hanno fatto insomma per metterti a posto, per proteggerti. Allora io associo a questo due posizioni. Io dicevo prima, c'è chi è del partito che Stasi deve essere colpevole per forza. Ora, c'è anche la famiglia della vittima che dice che Stasi deve essere colpevole per forza, e chiedo a te, secondo te, come mai questa posizione così? Se io fossi colpito nei miei affetti più intimi, vorrei la verità, non il colpevole per forza, punto primo. Punto secondo, l'altra faccia della famiglia, diciamo, che deve essere colpevole per forza Stasi, è quella dell'avvocato K, il quale addirittura, non molti lo hanno ricordato, no? A suo tempo aveva tentato di mettere il bavaglio niente meno che a Vittorio Feltri, perché intercettato l'avvocato K dice: ho un incontro con alcuni deputati per attaccarlo, no? Contatta funzionari del garante della privacy e dell'ordine dei giornalisti che hanno già cazziato, dice lui, la stampa di Torino, nonché un senatore che poi verrà identificato, un tal Caruso mi sembra, no? Quindi perché questo partito che Stasi deve essere colpevole per forza? E il caso Muschietta tira in ballo, guarda, direttamente la famiglia di questo signore, di questo avvocato.
Ma, di solito, gli italiani si dividono poi in colpevolisti e innocentisti, adesso lo stanno facendo anche con Sempio, all'epoca l'hanno fatto con Stasi e Sì, continuano a farlo anche con Stasi. Detto questo, diciamo non ci vedo, nulla di diciamo di anomalo, nel, come dire, vivere, diciamo questo per la famiglia Poggi, vivere, diciamo una situazione da vittime mh, in un determinato modo. Questo ce lo racconta per esempio, il caso dei fidanzatini di Policoro che sì, ricorderai, sì, sì, dove, le 2 famiglie delle 2 vittime hanno un atteggiamento nei confronti delle inchieste completamente diverso. Cioè la mamma del ragazzo morto ancora a 80 e passa anni conduce la sua battaglia per la verità e la giustizia, i genitori della ragazza morta invece sono chiusi nel dolore e non ne vogliono sapere nulla. Quindi poi ognuno la sì, sì, vive, sì. diciamo così, a modo suo. Per i K però è una questione un po' diversa. Adesso è tornata un'animazione sulla stampa nei confronti delle gemelle, ma anche si critica molto anche Ermanno, le sue relazioni, appunto, quelle intercettazioni sono tornate di attualità, però quell'inchiesta non gli ha fatto del bene ai K, e se qualcuno oggi vuole immaginare gliel'hanno chiusa per fargli un favore, no, in realtà gliel'hanno chiusa facendogli un danno, perché lì tutto quello che c'era da investigare in quell'indagine non è stato investigato. Le inchieste giudiziarie come si fanno di solito? Si prendono tutte le piste, tutti i sospetti, tutte le cose strane che non tornano, e che cosa si fa? Si va a fondo, si indagano fino a che diciamo non c'è più nessuno spiraglio, e poi quelle che non tornano e che non sono utili si escludono, e quindi si dice Stasi, che cosa abbiamo verificato? Niente? K, che cosa abbiamo verificato? Questo? È utile? Non è utile? Se è utile l'approfondiamo, se non è utile la mettiamo da parte, ma dobbiamo spiegare perché la mettiamo da parte con una ricostruzione logica e non contraddittoria, e a quel punto la pista che resta è quella Mh, di cui diciamo sì. gli investigatori di solito devono occuparsi. Questo non è accaduto, Mh. e quindi dopo tutti questi anni torniamo a riprendere tutte le questioni, i suicidi strani compresi, il santuario della Bozzola Ecco, va anche compreso. detto però Fabio che se non ci fosse stata un'azione della procura, in questo caso guidata dal dottor Napoleone, probabilmente tutto sarebbe stato sepolto dall'oblio, perché quello era il destino, no? Ed è una cosa rara che succeda un'iniziativa di questo tipo. Mi viene in mente il caso che più conosco da vicino, quello di Erba. Se si fosse dato a quel caso la stessa attenzione investigativa che la procura di Napoleone ha dato a questo, ne avremmo viste delle bellissime, non delle belle, delle atroci, delle terrificanti. E in quel caso invece il tempo Beh, ha spazzato via tutto come doveva essere per Stasi. io mi auguro che oggi la musica sia cambiata. Mi auguro di non dovermi occupare, diciamo, poi dell'inchiesta di Napoleone come abbiamo fatto per l'inchiesta di Venditti. Di certo nell'inchiesta di Venditti registriamo un metodo molto simile a quello dell'inchiesta su Garlasco, diciamo, prima indagine Mh, sull'omicidio, dove il muschitta di turno diventa il Varesi, e anche in quel caso con sì. un cittadino che va in procura e racconta, non si fa nessuna verifica e per principio preso si dice non sei attendibile. Ecco, questo è quello, guardate, Garlasco deve diventare il manuale Di di cosa non quello si che deve non fare. bisogna fare, sì, esatto, non Esatto. bisogna fare nelle indagini di Fabio, polizia giudiziaria. son già le 11, dobbiamo salutarci. 2 domande che mi rendo conto meriterebbero ben altro tempo, ma la prima, di fondo: è possibile fare giustizia dopo 18 anni di inchieste fatte così, in questo modo, male? Secondo punto, un'altra cosa che mi ha interessato è la squadretta degli avvocati, da Lovati fino ad Aiello. Aiello è anche il difensore di un politico che è stato tirato in mezzo nella storia di Clean 1 e 2, cioè l'ex europarlamentare leghista Ciocca, no? Che a sua volta adesso è ancora indagato per un'altra storia, la congiura ai danni del sindaco, dopo è venuto fuori che il sindaco era corrotto pure lui, di Vigevano. Mm?
Quindi, ed è difeso dall'avvocato Aiello, lo stesso onorevole Ciocca. Significa qualcosa? Non significa nulla? Questi avvocati, anche Lovati, in odor di 'ndrangheta perfino, no? Perché Lovati si fa prestare soldi da un tizio che ha un mezzo mafioso praticamente. Ci dà ancora di più la conferma di quello che vi stavo dicendo, cioè l'ambiente è così piccolo e si conoscono tutti che è impossibile non metterli in relazione in qualche modo, anzi ci finiscono da soli. Sì, E se prendiamo Clean, compare Ciocca, compare il sindaco di Vigeva, no, nelle intercettazioni, no, non sono diciamo coinvolti, ma vengono citati, si parla di loro. Si parla, prima hai parlato dell''ndrangheta, e c'è perfino l''ndrangheta citata in quel fascicolo, dove un imprenditore, gli investigatori lo mettono in relazione con un fascicolo della direzione distrettuale antimafia sulla infiltrazione dell''ndrangheta nel Pavese, e io poi vado a prendere quel fascicolo e ci ritrovo gli stessi nomi che trovavo in Clean. Quindi purtroppo è così, è un ambiente così stretto dove gli interessi sono quelli, gli interessi economici sono quelli, sono pochi e consistenti, e quindi si concentra tutto all'interno di questi gruppetti di potere che poi hanno questi addentellati che arrivano fino alle procure, fino all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria. Allora Fabio, noi dobbiamo salutarci qua. Ci risentiamo perché sicuramente tornerai ad occuparti di questa vicenda. C'è un'altra cosa che mi dovrai spiegare un'altra cosa, perché l'avvocato Di Sempio l'ho sentito dire che noi faremo una perizia nella quale presenteremo tutti i punti della casa della povera vittima dove Sempio può aver messo le mani, lasciato DNA, eccetera. Però il fatto che sia stato trovato il cromosoma Y della sua linea maschile patrilineare, eccetera, eccetera, non vuol dire nulla, non conta nulla. Quindi diciamo, allora non conta nulla, però ti spiego dove ha messo le mani questo qua. Allora se non conta nulla, non fare nulla. Proprio in pochi secondi. Purtroppo e questo è diciamo il grande errore che ci portiamo dietro negli ultimi anni. Se diamo troppa importanza all'indagine scientifica non ne usciamo più, e non ne usciamo bene, perché tra X anni qualcuno si alzerà e dirà: va bene, quelle indagini sono state fatte con strumentazione obsoleta, adesso facciamole da capo perché siamo nel meccanismo innovativo migliore esistente. Non può funzionare. Perché ci dice che il DNA non è utile? Perché anche se riconducibile alla linea paterna, ad esempio, e possiamo escludere che ci siano entrati lì il papà, il nonno, il nonno certo. e anche dei figli, diciamo, magari non diretti, se ce ne sono, il problema è che non riusciamo a stabilire quando si è posizionato lì quel DNA, e quindi è praticamente un dato neutro. Perché Sempio, lo ha detto subito, frequentava quell'abitazione, poi magari l'ha anche sminuito un po', però frequentava quell'abitazione, e questo diventa dal punto di vista dei difensori di Sempio un punto di forza, perché loro dicono noi riusciamo a dimostrarvelo che lui usava il computer, che lui si è appoggiato lì per l'impronta 33, che lui viveva quella casa anche per pochi istanti. Quindi non è strano che ci sia il suo DNA, come non è strano che ci sia il DNA di Stasi. È strana l'interpretazione che dà spesso la stampa a queste letture, perché quando leggo i titoloni ma sulla porta del garage c'era l'impronta del carabiniere, quello non è un titolo, quello è, diciamo, è voler in tutti i modi cercare di mantenere acceso un faro anche quando non ci sono delle notizie. Quindi attenzione al dato scientifico, perché spesso diciamo non ci aiuta. Allora, ci risentiamo presto. Io ringrazio davvero Fabio Mendolara. Continueremo a leggerti sulla Verità Panorama. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a te e ai radioascoltatori.